Buongiorno a tutti, questa mattina 17 novembre 2018 Street News è qui al Maschio Angioino di Napoli per la nona edizione del Festival Cortisonanti e ora entriamo per vedere cosa succede, seguiteci! E stiamo qui in compagnia con due rappresentanti dell'associazione Polisnea, i quali ci parleranno un po' di che cosa si tratta e di quali progetti sono in atto. Siamo qui con Walter e Maria Vittoria. Ciao, salve a tutti. Allora, l'associazione è una piccola realtà cinematografica, infatti noi ci siamo costituiti da circa 1 anno e mezzo, abbiamo come obiettivo quello di fare cortometraggi, intrattenere anche a livello culturale e infatti adesso stiamo alle prese con la nostra opera prima. Un cortometraggio dal nome Un silenzio assordante. Complimenti per l'iniziativa, vi seguiremo e vi appoggeremo. E siamo all'interno della sala B, una volta ultimato questo incontro con il qui presente regista e drammaturgo napoletano Franco Cutolo. Buongiorno Franco. Buongiorno. Ci racconti un po' insomma, il suo rapporto con questo festival Cortisonanti. Questa è la nona edizione, lei ha partecipato già altri anni o è la prima volta? Per mia sfortuna no, ne sono venuto a conoscenza in questa circostanza e sono molto contento di questa iniziativa. Diventa un momento di riflessione sul cinema e sulle forze giovanili che insomma lo sostengono. Ho illustrato un po' le mie visioni sul cinema, sul rapporto che c'ha la scrittura cinematografica, quella teatrale e quella letteraria. Quindi abbiamo pure preso in considerazione un lavoro che ho fatto in gioventù, in cui mi accingevo a tradurre un racconto di Basile. La ringraziamo per la disponibilità. Ed eccoci qui in compagnia di un grandissimo attore campano, napoletano, la nostra eccellenza del territorio, conosciuto già nei importanti ruoli che ha ricoperto in Squadra Antimafia e Gomorra, ossia Arturo Sepe. Buonasera Arturo, ciao. Buonasera, grazie del bellissimo cappelletto. Ieri è stato presentato il film di cui è protagonista, Escape from Planet Zero. Raccontaci un po', più che altro il film, questa serie, ecco, di che cosa tratta. Sì, ieri c'è stata la presentazione dell'anteprima di Escape from Planet Zero, è una serie molto innovativa nel genere perché è un ibrido tra il fumetto, tra la cinematografia e la pittura. È stato creato un bellissimo linguaggio nuovo cinematografico da parte di Davide Walton Zed, che è un pittore e regista campano, ed è stata un'emozione unica. Questa è la mia seconda volta qui al Cortisonanti in qualità di giudice, infatti faccio parte della giuria dei corti che vengono selezionati e questa sera premiati. Va benissimo, e invece per quanto riguarda in generale i tuoi progetti futuri? Adesso sono impegnato con il mio spettacolo, che è una rivisitazione di un'opera di Prokofiev, che è Pierino e il lupo. Quindi in bocca al lupo. Ed ora stiamo qui in compagnia di una grande attrice napoletana, conosciuta al grande pubblico per aver partecipato alle varie edizioni di Made in Sud su Rai 2. Ecco a voi Maria Bolignano. Buonasera Maria. Qua ci voleva l'applauso quasi per come mi hai introdotto. Buonasera a tutti. Hashtag Famiglia Cuozzo. Come è nata l'idea e poi dove viene trasmessa, perché sul web? L'idea viene dalla voglia mia di fare qualcosa di innovativo, di originale, ma soprattutto di raccontare la trasformazione della famiglia moderna, non soltanto italiana, non solo napoletana, ma neanche europea, forse mondiale, in relazione a quello che è il rapporto con il trash, la TV spazzatura, il social. Una famiglia che vive in un buco nero, che è sempre attaccata alla televisione e che man mano sta diventando una vera e propria famiglia horror. È un comic horror, infatti, una cosa
cosa che solitamente al sud si fa poco. Il web ci sta premiando perché è una scommessa che stiamo vincendo, ringraziando Dio. Lei è la prima volta che è qui o già ha partecipato alle scorse edizioni? È il secondo anno perché l'anno scorso a Cortisonanti sono venuta come madrina, ma il cortometraggio è un modo per dare la possibilità, in questo caso come abbiamo fatto per la webserie, di dare la possibilità ai giovani di mettersi in discussione, di farsi vedere. Invece per quanto riguarda altri suoi progetti, al di là della webserie? Torneremo in primavera, quindi con Made in Sud, però in particolar modo il 13 dicembre ci tengo a fare la promozione del nuovo film di Luca Miniero, dove ci sono anche io con Frank Matano, Lello Petrolo di Lillo e Greg e Cristiana Capotondi, una commedia divertentissima dal titolo The King è arrivato il gorilla. Poi sono contentissima di un progetto che stiamo già provando ed è Miseria e nobiltà di Luciano Melchionna, la regia di Luciano Melchionna, che per me è un genio, e con protagonista Lello Arena. Un saluto agli amici di Street News. Grazie a voi, grazie Street News e mi raccomando, tutto parte dalla strada, on the street. Ragazzi, voi di Street News, se volete bene alle persone, tenetevela street. Terribile questo gioco di parole, terribile. Ciao, grazie.